Presentiamo questi finalisti. In corsia 1 Enrico Aguiari, 2001 team. Alla 2 Filippo Prevedello, Sporting Club Noale. In corsia 3 Tommaso Townsend, Città Sport Vicenza. Alla 4 parte Stefano Vacilotto, Nord-Est H2O. Corsia 5 Alessandro Bonvicini, 2001 team. Alla 6 Giovanni Amadei, Vissauro. Corsia 7 Marco Cortese, H2O. Corsia 8 Gianpietro Sottana, Montebelluna. E dunque l'ultima finale della farfalla è quella del settore maschile categoria assoluti. Corsia 4 Stefano Vacilotto con i favori del pronostico 55-36 nelle batterie in vantaggio ai 50 metri, 25-34 il suo passaggio, Bonvicini 26-48 e poi Sottana qua giù in ottava corsia 26-62. 75 metri che si completano in vantaggio nelle due corsie centrali, Vacilotto alla 4, Bonvicini secondo alla 5. Battute finali per Stefano Vacilotto, a lui va questa vittoria assoluta, 55-45. Alessandro Bonvicini 56-40 e poi Filippo Prevedello che in seconda corsia si inserisce in terza posizione 58-08. Attendiamo anche per questa finale la conferma da parte dei giudici.